La rabbia chi attraversa, chi lavora in bar e ristoranti è più che comprensibile. Tuttavia, una protesta come quella ideata dal movimento Io Apro rischia di essere non solo sbagliata, ma controproducente. Dal direttore di Confesercenti Veneto, Maurizio Franceschi, arriva un invito alla prudenza, alla vigilia dell'iniziativa che porterà diversi esercenti e ristoratori in crisi ad aprire i propri locali in segno di protesta. L'invito è quello di valutare le conseguenze che un atto contrario ai decreti anticontagio del governo potrebbe causare alle loro attività. Questi operatori si trovano in una condizione di esasperazione, questo però non giustifica iniziative che prevedono il mancato rispetto della legge con un pericolo anche per la tutela della salute delle persone se decidono di far entrare delle persone all'interno delle proprie attività. Una protesta di questo tipo, aggiunge il direttore regionale di Confesercenti, corre il rischio di essere percepita come irresponsabile di fronte alla gravità del momento che il paese sta attraversando ed unicamente come l'intenzione di infrangere la legge, promettendo assistenza legale gratuita a chi riceverà sanzioni per aver contravvenuto alle regole. In realtà poi, conclude Franceschi, saranno gli operatori a pagare le conseguenze. Io spero che non si facciano prendere in giro da questi avvocati perché poi il provvedimento, la sanzione riguarda il singolo che non rispetta la legge e io voglio vedere quale grande avvocato sarà in grado poi di evitargli la sanzione o altri provvedimenti rispetto al mancato rispetto della legge, in particolare in materia di tutela della salute delle persone. La protesta insomma è sacrosanta, ma Confesercenti dice no a manifestazioni improvvisate e dettate dalla disperazione, che finiscono con il danneggiare in primo luogo proprio i disobbedienti. Ad ottobre, ad esempio a Venezia, la protesta si era svolta tenendo i locali chiusi, ma con le luci e la musica accesa.